Ci siamo, è voglia corner. di sorridere, C'è saltami corner, addosso c'è oggi, corner. Quindi... Buonasera e benvenuti come sempre alla nostra trasmissione di approfondimento su quelli che sono i temi legati al Catania, e stasera di temi non ne mancano. Tirato in ballo subito Angelo Patanè. Oggi i temi con i voti bassi, tra l'altro, quindi bassi. sì, matita rossa e blé utilizzata a tinchite, come avrebbe detto qualcun altro. La rima facile rima stasera. basale, sì, chiaro. Buonasera anche a Alessandro Buonasera. Vagliasindi. Grazie a Carlo Buonasera, Breve Angelo, che è grazie con a voi. noi, e poi vado subito a salutare, ce l'abbiamo, eccola qui, l'abbiamo. Naomi, eccola. Vediamo. Stanno sistemando la mia camera proprio in questo istante, diciamolo quello E per che questo ho accade, detto quindi, ce l'abbiamo, no? ecco. Diciamo che siamo una ciao a bella tutti. squadra, meglio del Catania, oggi. Adesso non esageriamo, Oggi siamo una bella squadra, però sono oggi ambiti meglio. completamente diversi, Oggi no? meglio. In questo mondo siamo una bellissima squadra. No, io dico che se avessimo giocato noi quattro con No Importa, probabilmente avremmo Certo, ottenuto no, mi avrebbe distratto gli attaccanti, un bel siamo stati a pareggio. posto. Lo avremmo guadagnato. Allora, Naomi, ci dai le coordinate? Che coordinate vuoi? Beh, quelle il della numero linea- di telefono, quello Oh, WhatsApp sì. line Non Ah, l'Iban, non No, l'Iban. l'Iban, no, anche perché- non bancarie. Il numero WhatsApp è sempre quello per interagire con noi. Già i messaggi che sono arrivati durante questa giornata in preparazione alla puntata. Guarda, ci sono centinaia di messaggi che non riusciamo però Non a... vi cala questa sconfitta, non vi cala, ce l'avete qua, è bello, lo capiamo Beh. benissimo. Patanè è pronto, sguinzagliamolo. Adesso lo sguinzagliamo, però devo anche fare un altro saluto. Vado nello studio accanto, lo studio noi lo chiamiamo verde, nella stanza prima era la suite riservata, la saletta VIP. la saletta No, VIP, nostro salottino VIP. riservata a Patanè e a Vagliasindi. Ci sono i cugini, buonasera. Ciao ragazzi, ciao A che ora ragazzi. è VIP la sala? A che ora è VIP? Ci proponiamo per la difesa in tutto questo. in Ah, caso. bene, allora ne parleremo più avanti. Intanto però rivediamo con un po' di sofferenza, dobbiamo Chiaro, dire, con tanta sofferenza. quello che è successo sabato sera allo stadio Scoglio a Messina. Allora, più volte sottolineato anche stavolta la scelta musicale impeccabile nel montaggio che abbiamo avuto di Ottavio Longo, di questa copertina che ci ha Mai riportato. migliore scelta musicale poteva essere utilizzata per... Cosa è successo in città? Cosa è successo a Lucarelli soprattutto, perché cosa è successo al Catania è purtroppo una situazione ormai ricorrente e ci siamo accorti che evidentemente non è soltanto una questione tecnica, ma è una questione legata allo Valore status, effettivo. sì, valore effettivo e anche allo status dei giocatori. No? Posso fare una provocazione? Falla, chiaro.
possibile che queste scelte... stiamo parlando Non di mi linea- provocare troppo, però. No, io non provo. Però io provocarmi. non voglio fare né il difensore di nessuno. ma non mi però provocare. a un certo punto uno pensa, queste scelte fatte così in un derby, possibile che in qualche modo sia un messaggio da parte del tecnico? Allora, se è un messaggio, dopo c'è Carlo Breve che, bello di Carlo, ci sta È guardando. un'osservazione così... Capisco che la tua è una provocazione, una provocazione una provocazione. serissima, alla quale ovviamente io non mi sottraggo. Se è un messaggio sbagliato, è un messaggio ai naviganti dato fuori tempo, massimo, o forse con la scelta di tempo peggiore che poteva utilizzare Cristiano Lucarelli. Da lui non mi aspetto una condizione del genere nella preparazione della partita, da lui non mi aspetto assolutamente un'altra provocazione che, tra tante lucubrazioni che ci siamo fatti, poteva essere quello di avere assecondato in un certo qual senso i placet o i desiderata della società. Mi riferisco per esempio a Livieri dal primo minuto. Sappiamo che è un giocatore in prestito che magari dico contrattualmente, ha la società degli impegni assunti col Pisa per un certo minutaggio che deve garantire al giocatore. Non reputo che Lucarelli sia in questo momento attento a questo tipo di esigenze e quindi anche questa considerazione va scartata. Rimane la dichiarazione di Cristiano a fine partita di ieri, che invece sabato sera, di ieri calcistica, ha dichiarato di aver scelto questo tipo di formazione in vista di una partita importante che è quella della Coppa Italia, che vedrà... Fermati. Anteprima della partita di sabato, chiaro. Conferenza stampa di Lucarelli. Cioè, ti sei trascritto l'intervista. Testuale. Possiamo prenderla se Le vuoi. partite si giocano una per volta, non possiamo fare calcoli. Anche la Coppa Italia diventa fondamentale, faremo di tutto per cercare di vincerla, non avendo grosse alternative. Oggi non ho la sfera di cristallo e dire che vinceremo la Coppa e in campionato possiamo risparmiare qualcosa. Navighiamo a vista sapendo di cercare di vincere le partite sia in campionato che in Coppa. Quindi dalle dichiarazioni alla vigilia assolutamente non viene invece, Alessandro, posto il focus come priorità sulla partita di Coppa Italia rispetto, ma non può essere. Ma non può essere. Allora non so se sei d'accordo con me. Cioè, lui evidenziava l'importanza della partita avendo vissuto dall'altro lato della barricata, avendo allenato il Messina, quindi ha trasferito ai suoi giocatori dei concetti alti da un punto di vista di concentrazione, di approccio mentale alla partita. Dice che le partite oggi il Catania non è in grado di scegliere se fare una certa formazione in campionato piuttosto che in Coppa, perché è reduce da una prima parte della stagione più che deludente, e poi schiera quella formazione. Quindi c'è un'evidente distonia tra il detto e il fatto. Il detto è il fatto, il detto prima e il detto dopo. Dopo facciamo parlare Facciamo Carlo. parlare anche Carlo. Scusa se ti ho interrotto, No, ma era opportuno era questo necessario. passaggio. E allora ne convieni che anche quella motivazione del post partita è una motivazione stridente con il minimo del buonsenso, anche perché cambia la formazione con Livieri in campo, mantenendo un Marsura totalmente spento, senza Rapisarda a destra, mancando Bois, esatto, Zanellato a 2 a centrocampo, una serie di motivazioni De Luca in panchina, che non hanno avuto alcun riscontro sul campo e sul quale comunque si è intervenuto molto tardi. Ieri calcistico, la partita di sabato va annotata come una delle pagine peggiori della guida di Lucarelli da quando è arrivato a Catania, non in questa stagione ma nelle altre due a me precedenti. ha ricordato esperienze. Catania Sicula Leonzio della prima stagione di Alessandro, Lucarelli a Catania, come preparazione e come resa in campo. Ascoltami, no, ci e dopo- somiglia molto, Alessandro, no, perché Catania Sicula Leonzio è una stracittadina che non ha storia e non aveva tradizioni. Messina Catania è una, per me, stracittadina, perché per me il derby in Sicilia, mantengo fede a una mia idea ma è una congettura sbagliata. Non stavo sovrapponendo l'importanza della partita in quanto
partita di carattere regionale, no, come preparazione, come gestione della partita mi ha ricordato ma non Catania puoi. Siguro Leonzio 0-2 di quella. Allora, fermiamoci un attimo, così c'è, Sì, altrimenti, Carlo ci ha ascoltato. sentiamo Carlo che ha ascoltato, lui è un saggio, poi conosce i fatti tecnici, voglio dire, sicuramente noi osserviamo il calcio non da addetti ai lavori perché lo facciamo, ma da giornalisti e quindi osservatori, critici. Tu invece che lo vivi, c'è l'hai vivi tanta lo vivi carne sul al fuoco, campo. Angelo, e quindi tante cose che dice Angelo, tante cose che dice Alessandro possono essere sicuramente, ci può dare ragione insomma a quello che dicono. Io credo che un tecnico non faccia una squadra perché è incerto e perché pensa che con quella squadra possa andare, ma io penso che Lucarelli abbia pensato di mettere in campo la migliore formazione, ha fatto male i calcoli, cioè, con l'evidenza dei fatti. Le scelte più, secondo me, scellerate che sono state, che hanno avuto un risultato sicuramente non consono a quello che erano le sue aspettative, non mi aspetto che facesse giocare Livieri, secondo me non c'era motivo. Poi ci sono altri motivi, è un altro discorso. Non io lo sappiamo. Non lo so, quindi L'unico motivo è che ci siano altri non motivi. c'era motivo in questo momento, perché L'unico. come dice Alessandro, nelle dichiarazioni pre-gara lui dà grande risalto all'importanza di questo derby. Non mi aspetto che giochi Castellini a destra e Mazzotta a sinistra, perché mancando Buà, il sostituto naturale era Pisarda, che non aveva fatto male nella partita di Coppa Italia, aveva procurato il gol di De Luca, arriva da un suo traversone. Non ti interrompo, a meno che non ci siano altre ragioni. Continua. Quello non lo possiamo, ma quello io devo dire di quello che vedo, di quello che mi aspetto io. E poi lui pensa di mettere in campo una formazione più tecnica, perché a centrocampo cambia 2 terzi, cambia 2 giocatori di corsa e di battaglia come sono Zammarini e Rocca per 2 giocatori di qualità come Zanellato e Deli, dando la giustificazione, perché ho fatto la domanda a Lucarelli nel post partita: come mai in una partita dove tu sai che c'è guerra, sai che è una partita intensa, sai che il Messina soffre le situazioni di palla dentro, e fai giocare invece 2 giocatori molto tecnici che devi impostare una partita giocando palla a terra? E il Catania non ha giocato palla a terra. Anche il campo non lo consentiva. Il campo non lo consentiva, gli avversari non l'hanno consentito, Giustamente. perché hanno schierato una diga in mezzo al campo. 3 play, 3 giocatori di contenimento: Firenze, Franco, Frisenna. 3 giocatori di posizione per imbrigliare il Catania. Hanno dato tanta legna in mezzo al campo. Il Catania non Hanno è quasi coperto le linee mai... di passaggio. Hanno chiuso tutte le linee di passaggio. Il Catania non è quasi mai riuscito a giocare palla a terra. Quindi le scelte poi di Zanellato e di Deli non hanno avuto un fine logico, perché non hanno trovato le uscite e il gioco Carlo, che e magari calmi voleva tardivi? il tecnico. Calmi tardivi? È troppo presto per arrivare ok, va bene. voglio andare un attimo da Naomi, perché vorrei fare un primo passaggio, perché c'è un fiume di messaggi Fiume. impressionante In piena. esattamente, che sta Poi vi volevo arrivando. dare anch'io un altro elemento integrativo. Lo facciamo subito dopo la dell'analisi. pubblicità, prima Sì. per un passaggio da Naomi. Alessandro, tu dopo che hai trascritto a mano il discorso di Lucarelli, abbiamo capito che l'hai presa molto bene questa sconfitta, veramente. Anche un nostro amico che ci fornisce una metafora per spiegare quello che è accaduto sabato, scrivono: sera. Ok, ora sì, comparirà. Sera, facendo una metafora, ieri il Catania è stato come un uomo che sbaglia l'approccio con una donna, e nel calcio, come in amore, se si sbaglia l'approccio le partite si perdono. Un po' come quando chiedono: te lo posso offrire un cocktail? Questo tipo di approccio ha avuto ieri il Catania. Poi va bene. È inutile che parliamo, non siamo all'altezza. Gli unici giocatori di categoria sono Chiricò, Buà e Di Carmine. Buonasera, occorre molta attenzione a placare l'attacco del Pescara. 11 gol nelle ultime 3 partite. Il secondo attacco più forte dopo il Cesena su 60 squadre. Siete d'accordo? D'accordissimo. D'accordissimo. Ma siamo sicuri che a gennaio ci siano tutti sti giocatori disponibili? Sabato mi sarei certamente aspettato delle scelte tecniche diverse, un atteggiamento diverso in campo e molti meno errori in fase difensiva. Reputo almeno 6 o 7 li devono trovare disponibili, che chissà se non sono già alla apriremo ricerca. un discorso su questo fra non molto. Ci fermiamo, Alessandro, ci fermiamo e poi torniamo. Te lo dico dopo. Abbiamo tanta roba di cui discutere e parlare stasera. La sera è particolarmente calda.
A dopo. Torniamo di nuovo in studio e ripartiamo dove ci siamo fermati, cioè dalle considerazioni che andavano fatte da Alessandro. Messina-Catania, sappiamo, la storia ce lo insegna, che tipo di impatto temperamentale richiede una partita come Messina-Catania. Vado a rileggere il tabellino: 5 ammoniti e 2 espulsi dalla panchina per il Messina, 1 ammonito per il Catania, Chiarella nel recupero praticamente. Sì. Anche questo secondo me è un segnale molto chiaro di come ha approcciato la partita il Messina e di come l'ha approcciato il Una Catania. mancata ammonizione del Catania da uno come Silvestri, che commette la madre di tutti gli errori, potrebbe ancora rimediare, perché non è neppure ultimo uomo. A quel punto hai perso l'uomo, ti sta sfuggendo, lo puoi afferrare, non rischi di fare fallo, non no, c'è riuscito. non rischi l'espulsione, non c'ha proprio più, Non c'è arrivato, rinunciato. ci ha tentato, ma non l'ha preso. Ci ha proprio rinunciato a un certo punto, e questo è un altro dato temperamentale che stona anche con lo storico. Prima, durante la pubblicità, Perdonami, Alessandro. e collego quel dato a un'altra dichiarazione del pre-partita di Cristiano Lucarelli. Ho individuato chi può avere in determinati reparti capacità carismatiche da trasmettere a tutti gli altri. Ognuno ha il suo modo di esprimere la propria leadership. Io questi leader a Messina non li ho visti neanche col binocolo, in nessuna zona del campo. Alcuni poi in maniera clamorosa si sono defilati, non in senso doloso, ma colposo. Chiaro? Ok. E questi alcuni ne parleremo durante le pagine, immagino, ma ne abbiamo ben chiaro. Questo impone delle riflessioni profonde su quelle che devono essere le operazioni in entrata di gennaio. Se no ci dobbiamo rassegnare a un campionato più che anonimo, perché questo hanno detto 17 partite, un girone. Alessandro, prima di iniziare la trasmissione, Stiamo discutendo di quella che è stata la partita, però a fine gara abbiamo sentito Deli e ha dato delle risposte. Deli è una persona onesta, corretta, Allora io lineare. chiedo anche alla regia di mettere in onda queste interviste che abbiamo sentito anche oggi durante l'anteprima, però ci sono delle parole direi importanti, significative da parte del giocatore. Sentiamo l'intervista con Deli. Abbiamo proprio giocato in maniera pulita, tutte palle sporche. È stata una cosa di sentire troppo la partita, però sono proprio arrivate poche palle anche lì davanti. Non lo so, è stata è una partita strana, perché venivamo effettivamente da da risultati positivi, quindi questa scarsa fiducia nel gioco non l'ho capita. Proprio non abbiamo trovato linee di passaggio, non abbiamo fatto mai la scelta giusta. Anzi, abbiamo sbagliato spesso, e questo è mancato, perché poi gli avversari prendono fiducia, hanno messo sulla lotta e noi ci siamo cascati con tutte le scarpe, perché noi non abbiamo proprio giocato, abbiamo fatto il loro gioco e purtroppo poi la perdi, perché se non fai quello che prepari, non fai quello che diciamo di fare in settimana, poi diventa dura e non c'è certezze su cui attaccarti, e poi vai in difficoltà, prendi gol e non reagisci. Questa secondo me è l'unica spiegazione logica che c'è di oggi. Abbiamo fatto proprio fatica nel gioco, proprio noi personalmente, perché avevamo preparato tutt'altra partita, abbiamo sbagliato tantissimo. Allora, mi pare che Deli è stato onesto intellettualmente a dire le cose come sono andate. Carlo. Sì, c'è stato un approccio con un calo di tensione pauroso, e poi non si è riusciti a giocare palla a terra e far girare velocemente la palla. Secondo me era quello un po' il programma di Lucarelli, quello di avere maggiore qualità in mezzo al campo per riuscire ad arrivare più sugli esterni. Chirico e Marsura sapeva che i due terzini del Messina potevano avere delle grandi difficoltà. Il Catania ci è arrivato pochissimo, ci è arrivato un paio di volte su Chirico, Marsura solamente nell'occasione che ha avuto per andare al tiro. Su Chirico è arrivato 2 volte, non ha sfruttato la sovrapposizione di Castellini, che 2 volte si era inserito molto bene, è arrivato al cross e ha avuto 2-3 palle gol il Catania ugualmente, perché il Messina è una squadra mediocre, una squadra che farà fatica a salvarsi, però ieri l'hanno
interpretata nella maniera Posso dire, più giusta. diciamo correttamente che il Messina l'ha vinta giustamente la partita di ieri. No, con pieno c'è merito. Allora, non solo Solo vinta giustamente. complimenti per aver Con pieno merito, con colmato umiltà. l'ipotetico gap Esatto. tecnico, Con umiltà, ipotetico. Angelo, Certo. con grande sono cose raziocinio che dobbiamo dire, perché tattico, altrimenti- e anche umiltà da parte dell'allenatore, che è uno che gioca molto alto, uno che gioca con un pressing asfissiante. Ieri ieri si è Giacomo messo lì Voglia si è messo tranquillo, sulla non cattedra. hanno sbagliato Professore. una palla nella fase difensiva, e il Catania invece poi chi sbaglia paga in queste Modica partite. ieri ha giocato, penso, dalla panchina, una delle migliori partite, proprio perché ha dovuto un po' snaturare quello che è il suo sistema di gioco, ma l'ha adattato al Catania. Complimenti al Messina, dicevamo prima, ma senza voler essere così un po' sopra le righe. Il Catania dell'anno scorso, il Messina di ieri, probabilmente l'avrebbe battuto a mani basse. I valori E invece- tra Catania e Messina c'è una categoria di differenza, Esatto, e secondo me. invece il Messina di ieri ha vinto strameritatamente. Ma dobbiamo- però ha supplito alle carenze tecniche, ovviamente Sì, sì. con queste caratteristiche, Con cioè il l'ardore, carattere, Con Ragusa con la voglia di... ieri ha di- sbagliato con tre la gol, fame, anche la fame, no? Attenzione. tre gol facilissimi. Se ne avesse segnati 2 dei 3 non sarebbe stato uno scandalo, e quindi, sgombrato il campo dal fatto che il Messina ha vinto strameritatamente la partita di ieri, rimane l'inquietudine che nasce dalle dichiarazioni che prima abbiamo ascoltato da parte di Deli. Scusami Una Alessandro. in particolare, Oh. ora ci torno. Cioè, mi sembra di ricadere per un attimo, vero, è un incidente di percorso, ma mi sembra di ritornare A Cerignola, a esatto, Potenza, esatto, mi sembra di a tornare Teramo col nuovamente Monterosi. con Tabiani. Allora mi chiedo, e questo voglio dire a sostegno magari di tutte le ipotesi, che questa squadra sia stata strutturata male perché nella scelta dei giocatori ci si è basati su, diciamo, ipotesi soltanto tecniche e non caratteriali, perché è la 15ª intervista di giocatori del Catania che dall'inizio di questo campionato ci dicono: abbiamo preparato una partita, sul campo ne abbiamo giocato un'altra. Ora, visto che è una questione trasversale che passa dalla preparazione in ritardo al fatto che Tabiani è stato un tecnico che ha voluto un po' rivoluzionare un sistema di calcio che probabilmente aveva bisogno di maggiori tempi, non aveva il carattere. Oggi arriva Lucarelli, vero, vince 3 partite, ne pareggia una, l'incidente di percorso a Messina ci può anche stare, ma quello che è inquietante è il dichiaratorio costante dei protagonisti in campo. Mi collego e chiedo a Carlo, ma un club professionistico può fare a meno di un direttore sportivo, di una figura che sta, tra virgolette, a metà strada tra la dirigenza apicale, il club e i giocatori? Cioè, queste amnesie, queste dichiarazioni quasi di resa che abbiamo sentito oggi, ma che abbiamo sentito anche nelle scorse settimane, possono essere ricollegate alla mancanza di una figura, tra l'altro c'era, che è stata allontanata, ma queste amnesie rimangono, e un club professionistico come il Catania può fare a meno di un direttore sportivo? Io voglio fare 2 considerazioni. Una, torno un attimo indietro e parliamo anche delle 4 partite che dicevamo dove la squadra ha fatto veramente bene e ha interpretato un po' quella che era l'idea e il carattere del suo allenatore. 4 partite il Catania ha fatto bene, siamo rimasti tutti soddisfatti. Ma era un'altra squadra. Sì, Un'altra squadra. Un'altra. Dico, sono 4 risultati importanti che ha fatto, con prestazioni importanti. Quindi ieri non se lo aspettava nessuno una partita, un tonfo così eclatante in un derby così importante e sentito, non ce lo aspettavamo nessuno. 2, alla domanda che mi dice Alessandro, io in tutte le mie avventure ho sempre avuto, nelle mie esperienze ho sempre avuto un direttore sportivo, perché io ritengo, per il mio modo di interpretare il calcio, che già mi bastava pensare al campo e ai miei giocatori, che le questioni fuori dal campo me le doveva sistemare un direttore. Ho avuto bravissimi direttori che mi hanno aiutato tantissimo nel mio percorso. Non so se l'idea di Lucarelli
sia quella magari di diventare un manager e quindi magari essere lui Già da ora. da collegamento tra la squadra e la società, di non avere una persona accanto, e lui l'ha individuata solamente in Vincenzo Grella, e ritengono che possono entrambi svolgere le funzioni senza perché accusare 95 colpi. società professionistiche ce l'hanno e il Catania no? Ma non sarebbe il primo caso di società senza direttore sportivo. Per esempio Boscaglia è uno che non vuole direttore sportivo e ha fatto anche discretamente bene nelle sue avventure. Io ritengo che ci debba essere la figura di un direttore sportivo per come interpreto io il calcio, però non entro nelle dinamiche di Lucarelli, non so ho finito. quello che è il suo pensiero. Carlo, anche perché la lista, il carrello della spesa per il Catania di settimana in settimana, anche alla luce delle dichiarazioni del post partita di Lucarelli, aumenta. Di spese e di vendite. Di spese e di vendite, perché Che abbiamo, è più difficile vendere che non non conosciamo le dinamiche societarie, Visto come sono andate le cose fino adesso, è molto non complicato, conosciamo le condizioni dei contratti. Proprio per questo motivo dico, se gioca ieri, proprio la partita del derby di ieri, che motivo avrebbe avuto Lucarelli di mettere in campo nella partita del derby un portiere, Un portiere che da tanto tempo è fuori, tenendo in panchina un altro, che tra l'altro nella partita di Coppa Italia non ha fatto bene. Mi chiedo, quindi lì esatto, la domanda ce la siamo mi fatta, chiedo, è una domanda e ti chiedo, lecita. per quale motivo Rapisarda non gioca neanche un minuto di partita nel momento in cui è il sostituto Manca naturale di Bois? No, Quello ce lo siamo chiesti. Mi domando e mi chiedo perché De Luca viene chiamato soltanto Ma gli interrogativi sono tanti. Allora, Angelo, No. Andiamo con ordine e Mi poi chiedo cerchiamo di ancora, ho sviscerare. finito, perché Marsura, quando questo non ragazzo, Bocic? perché questo, esattamente, da quando questo ragazzo è a Catania ha dato segnali di non sapere probabilmente reggere il momento dinamico, agonistico, emotivo con questa città. Non ha proprio inciso Zero. 7 partite. Zero. Allora, non ha inciso. Cerchiamo di tirare. Allora, Lucarelli è diventato un allocco? No, Penso proprio di no. non credo. Magari lo Vado da sappiamo. Naomi perché vorrei sentire il sentiment che c'è da casa, poi sentiremo anche i cugini. Intanto Naomi. Interpretando questo messaggio come lo farebbe Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, Lucarelli, torna in te! Abbiamo bisogno di un altro scienziato, scrive Matsic. Poi, secondo la famosa teoria della relatività ristretta formulata nel XX secolo da Albert Einstein, il tempo si dilata quando Paterè comincia a parare, scrive Questo è bellissimo, dai. Bellissimo. Buonasera, non credo sia necessario fare un processo al mister, scrive Saro da Catania. Salve, per me Lucarelli ha fatto giocare i parenti, scrive Pulcino Rossazzurro. Mi dispiace, ma la partita l'ha persa Lucarelli con la collaborazione dei calciatori. Ieri Lucarelli si è tabbianizzato. Un saluto al mio amico Angelo Patanè. Si è tabbianizzato, sono d'accordo, assolutamente sì. Anche Abbiamo ancora altri messaggi. Le sostituzioni al finale sono molto tabbianizzate. A proposito, scrivono: facciamo risuscitare i morti, sempre Forza Catania, con un chiaro riferimento a chi sapete voi. Il problema è che Buonasera. il Catania non si prende a pillole, Allora, capito? fino a questo momento diciamo che abbiamo sviscerato in parte questa partita, abbiamo cercato di capire perché, insomma ci siamo impelagati in ragionamenti più o meno come dire razionali, alcuni irrazionali altri, visti poi gli esiti di quello che ha detto il campo. Adesso vorrei un pochettino spezzare, no? Aspetta Angelo, queste cose le abbiamo dette all'inizio della partita. Certo. Cioè, ragionamenti che abbiamo fatto Sulla adesso. lettura delle formazioni. E quelle che lo oggi sono abbiamo delle conseguenze di quei Lo ragionamenti. abbiamo fatto sulla lettura, perché poi è facile parlare con Sì, il perché senno noi abbiamo del avuto poi. la formazione diciamo un po' prima, no? E là l'abbiamo dette subito. Durante la partita, con Carlo Breve, con Alberto Cicalini, con te, abbiamo guardato la formazione, abbiamo detto ci sono delle situazioni che sfuggono alla Anche nostra. perché Angelo, quando sbagli la formazione vai a rincorrere degli errori e quindi anche la gestione complessiva Diventa pure dei complicato. cambi Cioè, è complicato. diventa ancora più difficile, o no Carlo?
No, però un attimo, Carlo, su questo vorrei vedere la rassegna stampa, ragazzi, la rassegna Ok. stampa, perché vorrei sentire i cugini, perché è giusto, dopo quasi mezz'ora che discutiamo, no? Anzi, una mezz'oretta abbondante. Loro si sono messi le cuffie per non ascoltare, Ecco, perché non hanno ascoltato nulla. Adesso vediamo quali sono i titoli più importanti dei quotidiani che hanno scelto da analizzare questa sera con noi. A voi. Intanto noi avevamo una mail che si riagganciava a quanto detto da Mister Breve, che ci Sì. arriva da casa. È un'osservazione da parte di Anacleto, da Trappeto, originario di San José do Rio Prieto, ma residente in via Simeto. Chiede a Mister Breve, ha detto che in campo non abbiamo visto molte palle a terra. Le posso assicurare che tra i tifosi a casa ce n'erano parecchie. È possibile, è possibile, è possibile. Allora, abbiamo la rassegna stampa, cominciamo dal cantiere dello sport. Cantiere dello sport, il ma famoso. scusate, alle vostre spalle c'è Leto. No, guardate, Allora, voglio sì, questo è una cosa che volevamo dare. è una locandina di un famoso film, cioè Famosissimo. riuscite a riconoscere chi sono? Abbiamo Leto, penso. Poi Chi? Poi De Martis De Martis. Martis, e il certo. piccolo Takayuki, Il piccolo- noto, E poi qua abbiamo il mitico Ruggero Sardo. Sardo. chiaro, Dall'altra parte. dall'altro lato, perfetto. Un famoso film. Comunque, Vediamo i giornali, dai. ieri ci sono mancati, E dilla per tutta. dire. Vediamo i giornali, ragazzi. Allora, Cominciamo dal cantiere dello sport, Il famoso- che titola a caratteri cubitali crateri silvestri. Il Catania perde meritatamente per 1-0 il derby contro il Real Messina, palesando nuovamente gli enormi buchi difensivi. enormi, visto i crateri. Quando arriva gennaio, e questa è una bella domanda, come detto da mister Lucarelli, a gennaio ci saranno 3-4 innesti che speriamo siano per reparto. Intanto sempre più tifosi stanno aderendo alla raccolta firme per poter rinviare le gare consorrente e Benevento, in maniera tale da ricominciare direttamente il prossimo anno con la squadra nuova, sempre se la società ha imparato dagli errori e non compra più all'ultimo momento. Speriamo, noi abbiamo aderito alla raccolta firme. Il mister Lucarelli dopo la partita analizza la gara. Vorrei che questa partita fosse d'esempio per la nuova squadra che avremo a gennaio, per capire come non si deve giocare. Esatto. Se con Francavilla abbiamo avuto problemi nel riempire l'area, in questa partita abbiamo avuto problemi a riempire il campo, visto che sembra che avessimo giocato in 6. Più o meno, sì, era quella la sensazione. L'allenatore del Messina Modica: abbiamo provato in tutti i modi a non fare gol. Per fortuna il tridente Ragusa, Silvestri e Mausso è riuscito a costruire la palla che valsa il successo. Con una grande triangolazione. tra l'altro. La modestia di Mausso, questo Esatto. è importante, che ragazzo è modesto. Esatto. Felice per il gol, farlo da ex non è mai facile, ma un Catania così avrebbe preso gol anche se l'ex di turno fosse stato Duri dell'olio. Ragazzi, vi chiedo di essere più veloci perché capisco che il giornale ha tantissime notizie, però dobbiamo accelerare perché altrimenti non riusciamo a fare l'intera rassegna stampa. So che ci sono 3 quotidiani da vedere. Rinsaldare il gruppo, pare che a fine partita per mantenere unito il gruppo nonostante l'opinata sconfitta del derby, nel cerchio con tutti i giocatori Rapisarda abbiamo posto una scaramata di Coppa Silvestri. Così, il gruppo ci stava. Passiamo al al resto del librino. Passiamo allora direttamente al resto del librino. Resto del librino. Podemmi comissina una spazza colombrina, questo è il titolo. Colombrina frivola, diciamo. Così. Il Catania perde il derby con Messina facendo riapparire i fantasmi del passato, visto che in campo i giocatori sembravano tanto ectoplasma. Lucarelli mescola un po' le carte in campo in vista della Coppa d'Italia e riesce a perdere contro una squadra che fino ad ora aveva cucchiato più malacombasse che punti. Vero. La stagione è già da Ittari o può essere ancora aricopigliata? Speriamo la seconda. Le avete viste post gara? Andiamo alle interviste. Nelle mix zone abbiamo fatto di tutto per non vincerla e si è visto. Si è però. visto, cioè veramente sono stati bravi. Lucarelli su Deli titolare. Avevo bisogno di qualcuno che portasse Dubiscas in avanti. Per farlo segnare, però, credo che dovrebbe essere affiancato da uno tra Mbappé, Salah e Bellingham. Oppure tutte e tre Appena, contemporaneamente. Esatto. Zanellato, mercoledì dobbiamo rialzarci presto. Parla della partita di Coppa o si dia su sito di letto? Forse è la seconda. Ora andiamo. Il regalo questa settimana con il resto del librino. Come sapete abbiamo questi piccoli regalini. La boccetta del noto profumo francese On de Silvestri Non Cut. La fragranza che va indossata ogni qualvolta si sente ciauro di fissaria. Per concludere, una la chiosa. famosa chiosa del direttore Pittera. Come può tagliunnare un atteggiamento del genere? Passiamo alla terza testata, Che è quella scientifica. Che è quella scientifica, che piglia focus. Piglia focus. Che lancia un grido d'allarme. Lancia di dramma che grida d'allarme nel mondo medico catanese.
Da inizio anno la stragrande maggioranza dei tifosi rossazzurri soffre di una strana forma di coagulazione sanguigna. Dopo quasi ogni partita del Catania il livello di H2O presente nel sangue tende ad aumentare a livello esponenziale. Gli esperti parlano chiaro, il tifoso catanese sta facendo sangue acqua. Questo è proprio... Questo non è male. E purtroppo è da inizio campionato che c'è questa lunga malattia. Ora vediamo lo strano caso del portiere Livieri che c'era titolare. secondo il mister Lucarelli il portiere è sceso in campo in trasferta perché ogni qualvolta che toccava palla è come se ci si aspettasse l'errore. Una sorta di fastidioso brusio che lo attanagliava ogni qualvolta il pallone si avvicinava dalle sue parti. Un'equipe di esperti dallo sgruscio dell'istituto Schighio, famosissimo di Pedara, è giunta alla seguente conclusione scientifica: il brusio lava in da testa. Può essere. Per concludere l'ultima, che è un remake di un film famosissimo, che è il regista del Questa è la film notizia dell'ultimo minuto. Il Sesto Senso, il regista Night Shyamalan quest'oggi si è dichiarato pronto a girare il sequel che si chiamerà Il Sesto Sento. La storia avrà come protagonista il bambino ormai cresciuto che affermava: vedo la gente morta. Il ragazzo, che nel frattempo è diventato un portiere in prestito del Lega Pro, confesserà in lacrime al suo psicologo: quando gioco sento la gente che si mormoria. Questo sarà il sequel del Sesto Senso. Ragazzi, grazie, ci sentiamo e ci rivediamo Posso fra fare pochissimo. una proposta? Una proposta. Mi manca forse la testata più importante, che sarebbe il Corriere della Fera. Se riuscite a farlo, Però io e va Alessandro. bene, però il problema è che parla di altro, non di sport. D'accordo, Cioè, però però il mangiatario, se volete io e Alessandro ci proponiamo come editori. Benissimo. E D'accordo. Naomi come inviata. Esatto, Bene. magari. Allora, no, rientriamo in studio perché dobbiamo vedere un po' di episodi della Highlights. partita, perché altrimenti non riusciamo Ci sfuma. ci sfumano alla grande. Vogliamo vedere qualche episodio, Alessandro? Perché cominciamo con la prima occasione, che è un'occasione mancata dal Catania. Marsura in qualche modo in condizioni non in perfetto equilibrio riesce a tirare, però Sì, la c'è sua... una palla rubata di Deli e poi Dubiscas che serve Marsura. C'è che una riesce leggera in spinta, qualche su modo, Marsura. vabbè, non Beh, è sanzionabile. ci può stare. Non è sanzionabile, però ecco lui, secondo me, qua ecco il secondo tocco è quello che condiziona poi la battuta a rete, Carlo. Sì, arriva Non non precarie questo, ma condizioni questo. di equilibrio, Esatto. perché gli dà una piccola spinta il difensore. Sì, e poi con Pacciardi esperienza. salva sulla linea. Questa è la prima azione che abbiamo tratto dalla partita. La prossima, siamo sempre nel primo tempo, siamo in area di rigore del Catania, Alessandro. Sì, qui c'è questo intervento più che rivedibile di Livieri, Più che rivedibile. che fa un assist al bacio a Ragusa. Ieri Lucarelli ha che detto che ha fallisce. fatto un buon intervento, è vero, ma una palla del genere non è da portiere che ha giocato in Serie B. Assolutamente no. Allora, la prossima azione è quella che ha fatto un po', adesso finiamo Sì. questa, la prossima è quella che ha fatto più discutere. Sì, colpo di testa di Deli su cross di Chirico, poi Dubiscas e questo contatto con Pacciardi, non si capisce se lo prende col braccio, col collo, non riusciamo onestamente dalle immagini a Che tra capire l'altro, Alessandro, esattamente. sia questa che l'azione nel secondo tempo quando Dubiscas va al tiro Sì. sul traversone Di di Castellini. Castellini, sono le uniche due azioni manovrate del Catania. Sì. Qui onestamente le immagini non ci aiutano. Perché Alessandro, a me pare tanto braccio, in realtà, però devo anche dire... l'ho rivista tante volte. Questa certezza onestamente non l'ho maturata. A me pare tanto. Potrebbe averlo preso al qui. collo. Sì. Ciò non toglie il giocatore davvero... Ma forse anche alla spalla, probabilmente. Dubiscas deve fare gol Là, davanti, punto. esatto, cioè- Non c'è discussione, cioè, non puoi non tirarlo. è quello il modo di approcciare a un pallone, Ti trovi un pallone, così imitante. c'è Non l'avversario esiste. davanti, Non è il suo hai mestiere, purtroppo. 1,5 metri. Vediamo il prossimo episodio, così Ma analizziamo tutto. riusciamo a rivederlo ancora Sì, una volta? rivediamolo, no? Ecco, già siamo L'episodio al secondo. precedente. Sì, no, Per solo adesso per ci torniamo. Eccolo qui, dai. soffermarci sul movimento di Pacciardi. No, c'è l'immagine C'è che quella è più avvicinata e stretta, ingrandita. sì. Ecco qui, l'abbiamo Qua. zoomato un po'. Se la fermiamo un attimo, Mamma mia, come fa a colpirlo in testa? Allora, l'arbitro ha visuale perfetta, Però non può vedere da là se Guarda che la fotogramma prende col indietro. braccio oppure no. Quindi però no, dico l'arbitro l'assistente è da là sul- potrebbe Lì vedere. deve l'assistente. andare ancora più in alto cioè, e deve e schiacciare. metterla dai, dentro. basta. più cattiveria. Più poco- cattiveria. Andare più in alto e metterla dentro. Sì. Allora, vediamo il prossimo Andiamo episodio. al secondo tempo. Secondo tempo c'è l'azione di Emmausso che Con la salta parata, Castellini. eccola qui. Qui Livieri compie un buon intervento, Bravo. Ragusa insomma
non era esattamente in serata. Guardate, porta vuota. Terzo pallone sbagliato Sì. da Ragusa, con una difesa del Catania anche in questo caso imbarazzante, Rivedibile, sì. rivedibile. Questo a dimostrazione del fatto che il Messina ieri non abbia rubato assolutamente niente. assolutamente. Ci siamo limitati Sì. a 2 tentativi Ok. durante 90 minuti. Andiamo all'episodio successivo. Dovrebbe essere il gol o forse il tiro di Dubiscas. Il tiro di Dubiscas. il prossimo sì. il tiro di Dubiscas che C'è stiamo questo vedendo. inserimento di Castellini, fatta bene. alza la un bel testa, cross. Che Dubiscas. tra tutti Castellini in una giornata assolutamente nera, Alessandro. Castellini è stato un giocatore tra l'altro adattato a 3 ruoli, entra in una condizione ancora una volta Però che nell'azione precedente Mausso lo brucia. d'altronde non è il suo Sì, ruolo, sì, per non è la carità. sua posizione. Lo sto dicendo, è un giocatore è stato tra i meno peggio. tra i meno peggio. Ok, però ecco, vorrei sottolineare che il tiro è centralissimo. È Fumagalli che quasi sbaglia la parata. Se rivedete con attenzione, guardate la traiettoria del pallone. Però è un tiro centrale. È Fumagalli che sta per commettere uno strafalcione. Io lo appoggio, quello non è un tiro, Alessandro, quello è un tiro così. Prende posizione e va a calciare. Ma è centrale. È centrale. Assolutamente. Ok, possiamo Abbiamo andare con l'ultima l'ultima azione che è il gol. Dove Il patatrack dei patatrack, guardate. Anche perché è un'azione- Tommaso Silvestri. Poi Zunno, qui Livieri è bravo che sta in Però è piedi sfortunato. e poi il pallone carambola su Silvestri che praticamente completa il triangolo con Zunno, che gli dà il pallone e poi va a servire Mausso. Situazione gravissima di Silvestri, Guarda, guarda. giocatore irriconoscibile, bravo Livieri in questa Qui sì. circostanza. E poi è Mausso Nell'uscita. bravissimo che trova proprio l'unico punto da cui il pallone può passare, perché è difficilissimo, ci sono 4 giocatori che provano a schermargli lo specchio della porta, guardate, e lui è molto bravo e cambia piede perché stava per Calciando calciare sì, di sì, sinistro e invece può e mettere invece un destro. ritiene che di Bravo. destro la può mettere proprio lì. Alessandro, Sì, è stato una bravo il nota, Mausso. una nota su Silvestri. Ne Chiedo commette adesso 2. a Naomi di fare Errori. un'operazione particolare perché siamo riusciti a recuperare, grazie alla collaborazione di un nostro telespettatore, una foto che mostra quello che è successo in occasione del tentativo di testa Di Dubiscas. E E visto dalla poi retro- Angelo deve completare il è ragionamento visto su da Silvestri. retroporta e quindi non appena Naomi Ok. è pronta chiedo a lei di fare Io ci sono. questo miracolo, vediamolo, così lo mandiamo, chiedo alla regia anche di mettere in onda Il miracolo di Santa Naomi, perché ha fatto una cosa che eccolo poi... qui. Qua. Braccio. Braccio, la sensazione era proprio quella lì. Sì. Questa è la foto praticamente braccio. di quanto accaduto in occasione del colpo di testa. Basta, stop. certo. Manca un calcio di rigore al Catania. Però non La significa sensazione è che Comunque, la VAR mutissima, proprio la VAR muta. dopo non questa- c'è, non c'è, sì, purtroppo non c'è. Appunto, ci siamo noi. Solo i playoff. Allora, ci dobbiamo fermare un attimo, ragazzi, riprendiamo fra non molto. Facciamo una breve sosta. Siamo di nuovo insieme per proseguire corner. Da casa ci chiedono come mai non ci sono rappresentanti del Catania, giocatori e tesserati, ma soprattutto dirigenti. Intanto i giocatori stanno preparando la partita di mercoledì e il Catania, come regola interna, ha imposto che a 48 ore dalla partita nessuno parli se non l'allenatore prima del match. E poi allenatore e anche vicepresidente stasera A vittoria. sono a vittoria per la consegna di un premio e quindi diciamo che da questo punto di vista sarebbe stato impossibile averli giusto così, qui con noi, giusto è giusto. così. Noi abbiamo chiesto, noi abbiamo chiaramente, ma tutto questo per precisare, per dare informazione a chi da casa interagisce con noi. Vado di nuovo da Naomi. Sì, vorrei dare un'altra precisazione a chi ci segue a casa. I messaggi li gestisce Gagliano, non ve la prendete come se non li leggo, perché non me li manda lui. No, perché con questa faccia da Caruso Bono poi la gente pensa che la colpa è la mia. Allora vado, scrivono: questa è una squadra nata male e finita peggio e pensa che in realtà ancora non è finita. Buonasera, mi sembra un film già visto, allenatore responsabile di questa disfatta perché sottovalutato gli avversari, non si può giocare, anzi non giocare a calcio. Dovrebbero chiedere perdono giocatori e gruppo dirigenti, un derby si onora con l'impegno, così hanno offeso una città, la proprietà dovrebbe prendere dei provvedimenti importanti. Vogliamo un Catania combattivo. L'intervista di Deli, se non fai quello che prepari. C'è da riflettere su queste parole. Che ne pensate? Ciao e complimenti. Nut.
Muccio. Lo A abbiamo gennaio commentato Piazza prima. Pulita. Sì. L'abbiamo già commentato prima. Beh, il messaggio L'abbiamo evidentemente l'abbiamo anticipato. è rimasto stagnante L'abbiamo per un po' di anticipato. tempo. A gennaio Piazza Pulita, dice il nostro telespettatore. Poi, ragazzi, nella mia azienda capo diretto e capo del capo sono messinesi, vi lascio immaginare cosa ho dovuto sopportare oggi, sicuramente meglio delle lamentele, dei lamenti di Patanè, di Vagliasindi, mamma mia, oggi sono veramente, lasciate stare. Silvestri, 2 erroracci che ci sono costati 5 punti in 2 partite, la squadra stava salendo e con i cambi senza il suo regalo magari l'avremmo vinta. Signori, L'involuzione Silvestri è gravissima, giocatore che abbiamo lasciato come uno dei più bravi difensori centrali che abbiamo avuto a Catania negli ultimi 10 anni, lo ritroviamo totalmente svuotato anche di gambe e anche di reattività. Ne commette 2 errori ieri, non soltanto il pallone giocato con una superficialità manco da partitella, e poi il fatto che davvero non vada a rincorrere l'avversario. Fa un tentativo, ma è un tentativo anche quello molle. Lì lo Con deve un atterrare. Lorenzini che ogni volta è stato chiamato Esatto. in causa ha fatto benissimo. È incredibile, Questo non incredibile va quello bene. che sta sfuggendo di mano a questo gruppo. E nel gruppo È un altro metto dirigenza. deludentissimo è Chiricò. È Quello- inutile che giriamo attorno. Chiricò è assolutamente superfluo perché non incide, non è decisivo, non si prende 5 responsabilità. partite importanti No. per Chiricò. Dopodiché ha messo... Questo Chiricò proprio è assolutamente superfluo C'è una nel flessione, Catania. Sì. ha avuto una Significativa. flessione importante, ma credo che Chiricò, insomma, il valore è un valore aggiunto che può essere sicuramente L'osservazione che abbiamo fatto più volte di decisivo. Chirico è che è troppo innamorato. Deve ritrovare la verve. Si ma è innamorato la troppo verve, del pallone, quello- della palla. quelle E sono le deve caratteristiche comunque del giocatore. concedere la possibilità ai compagni che vanno in Deve sovrapposizione di ritrovare poter un andare po' in di area di rigore. brillantezza fisica che Posso un fare una attimino si è provocazione? spento. Abbiamo visto che Chiricò, l'abbiamo criticato le prime 5 giornate di campionato, esaltato, ma vogliamo vedere Chiricò nel proseguo di campionato se anche a sinistra ci fosse una cerniera di giocatori in grado di poter gestire l'azione sull'altra fascia. Cioè, immaginiamo un Catania diverso, Più equilibrato, più equilibrato. nello sviluppo del gioco. senza Mazzotta e senza Marsura, per favore, riusciamo ad immaginarlo a quel punto, dando la possibilità per 95 minuti di partita di giocare 10 palloni a destra e 10 a sinistra, possiamo avere anche un quadro migliore di Chiricò e dell'esterno dall'altro lato. Se invece i 20 palloni vengono giocati tutti quanti su Chiricò, il Chiricò iniziale si spegne da solo, uno perché Vanni era doppio di marcatore. Ieri Ortisi ha fatto un partitore su Chiricò, ragazzo che ha fatto un Che partitore. non è neanche terzino, Che non è neanche cioè, terzino. era un trequartista Che ha che è fatto un stato partitore. adattato a terzino. Però- Il Catania aveva 2 potenziali duelli a suo favore, a destra Salvo con Marsura, a sinistra Ortisi con Chiricò, li ha persi tutti. li ha persi tutti e 2 in maniera clamorosa. E hai 2 giocatori in panchina, tra l'altro, no? Mantenendo Chiarella, Bocic, De Luca in panchina. Ragazzi, La allora, scelta di ieri non ha ragion d'essere. dobbiamo dall'inizio cercare alla fine. di andare un po' avanti e proiettarci anche. Intanto chiudiamo il capitolo partita con le pagelle, così le vediamo, facciamo anche le contropagelle e archiviamo, diciamo, Ok. questa partita con grande dispiacere, con grande diciamo, peso anche, no? Perché questa sconfitta Record negativo di sconfitte a questo punto del campionato. sono tante. 7 sconfitte Sono in 17 partite nel ciclo Serie C più recente del Catania. Solo in altre 2 stagioni si era arrivati a 7 sconfitte dopo 17 partite. Allora, vediamo le pagelle, cominciamo con le migliore. pagelle che il nostro Alessandro ha preparato per questa settimana, sono pagelle molto rigorose e vediamo i voti, dai. Come siamo soliti fare, iniziamo col migliore, prima le notizie belle. Lui, Francesco Deli, voto 6. È l'espressione meno caotica di una squadra di nuovo imbavagliata da vecchie amnesie. Le occasioni create nel primo tempo lo coinvolgono in prima persona. Ruba il pallone da cui Marsura si presenta tu per tu con Fumagalli, fino al salvataggio sulla linea. È suo il colpo di testa che colpisce la traversa, prima di rimbalzare nei pressi di un Dubicas imbambolato. Nella ripresa salta ogni riferimento ed anche lui finisce per predicare nel deserto. Mentre il nostro Campetto
iniziando da Lucarelli che prende un bel 4,5, passando in porta Livieri 5,5, in difesa Castellini 5,5, Curado 6, Silvestri 4, Mazzotta 4,5, centrocampo Quaini voto 5, Zammarini 5,5, Zanellato 5,5, in attacco 4,5 per Chiricò, Deli voto 6, Marsura voto 4, Bosic voto 5, per Dubicas voto 5. Allora, abbiamo visto queste pagelle, Alessandro. Aspetta, perché c'è la spigolatura di Angelo. No, la mia spigolatura parte da... Livieri non gli piace sicuramente. No, Livieri dico che il 5,5 di Livieri vale le 2 parate importanti che ha fatto. Permangono però nell'arco di 90 minuti 2 errori. Le criticità. Assolutamente che non sono errori da ammissibili in questo campionato, soprattutto quando ha la responsabilità di difendere i pali del Catania e del derby col Messina. Se era una prova con 2 interventi da 6,5 abbondanti, ma 2 interventi da 4, uno scivolone che non ti puoi permettere e un pallone passato all'avversario troppo facile. Dubicas o Dubicas, dobbiamo chiederlo a lui, quel 5 è un 5 assolutamente generoso, Alessandro. È vero che transitano da lui 2 palloni, ma è anche vero che questo li sbaglia tutti quanti. Permangono le criticità storiche su quella corsia di sinistra dove Mazzotta Marsura. Lucarelli merita mezzo voto in meno per avere ancora una volta essersi voluto fare del male. Un'unica attenuante do a Cristiano Lucarelli, se è vero quello che a fine della partita, durante l'intervista, è venuto fuori. Ho raccolto ulteriori segnali che mi metteranno nelle condizioni di ragionare in termini diversi nel futuro. Io queste dichiarazioni me le posso aspettare dopo un eventuale insuccesso contro il Pescara, nel senso che tu la partita col Messina la giochi con la formazione tipo. Su questo, Alessandro... Poi mercoledì si vede, magari sei costretto a fare turnover mercoledì, poi se va male toccando ferro e allora puoi fare quelle dichiarazioni. Forse Lucarelli ha soltanto un alibi, ma lo vedremo soltanto nel proseguo di questo campionato. Permettetemi di vedere... Vinci abbondantemente col Pescara e a quel punto provi a qualificarti fino alla finale. Alessandro D'Angelo, un attimo, perché adesso dobbiamo vedere subito le contropagelle, certo, per capire quale contrasto c'è, se c'è contrasto, se ci sono diversità di vedute. Adesso ci sono le pagelle dei cugini, possiamo mandare subito il contributo. Catania, Catania, tu sei la gioia della nostra città. Si vesci, resci, palla, ginocchio, punta, piroetta, passaggio a Muzzum, ronde giambecca palla, passaggio alle peni du can, pas de burre senza palla, assicutmont dell'avversaire, morte del cigno, gol acchiappato, sipario. La prossima volta, perché non ho chiuso un dei cianghi in giù da testa. Mazzotta 8, con tanta prestazione in debbi, si candida di diritto a un posto picciavagliaro comune. Zanellato 7,5, ha la stessa velocità di imbutticata automatico Caserapi. O 94esimo, utile ma soprattutto opportuno sombrero all'avversario. A que Zidane. Chirigost 8,5. La prossima volta, perché non giochi direttamente con un solo che vengono da teste peri facendo sgrusciucchi ai catini. E chitoplasma. Massura 9. È più facile che Rapisadda risolva agilmente un problema di meccanica celeste con corpi in rotazione attraverso il calcolo analitico di un integrale caído che fa una partita buona. Dubiscas 8. Pare veramente, ma veramente bello mediano. Allora, torniamo dai cugini, perché adesso dobbiamo sentire... Sì, infatti non so che partita avete visto voi, perché noi abbiamo visto un grande entusiasmante. Tutt'altra partita. Palla a terra. Scappatene, che succede? Non lo so, si è commosso. Si è commosso, le pagelle fanno piangere. Noi abbiamo visto la partita totalmente diversa. Esatto. Marco, abbiamo mail da parte... Ragazzi, abbiamo un'ansa, la lanciamo? Ma lanza mai. Ok. Dopo il successo della promozione fatta a Messina legata
all'ottenimento di un biglietto per lo stadio Franco Scoglio in cambio di una spesa nei supermercati partner del club, è stata lanciata un'iniziativa simile ad alcune farmacie nel catanese. Biglietti gratuiti per assistere a Catania-Pescara per chi comprerà almeno 2 confezioni di Malox. Ottimo, ne compro 4. E io aggiungerei anche che serve un mediano come Plasil a proposito. Sì, ci starebbe. Torniamo da voi fra poco perché ci dobbiamo ancora fermare e poi ci dobbiamo proiettare anche quelli che sono i prossimi impegni, l'avversario il Pescara e poi il calendario. Anche la situazione di Sarao. E la situazione di Sarao e le condizioni anche di Carmen. Fra pochissimo tutto questo. Eccoci, torniamo di nuovo insieme. Allora facciamo adesso il punto su quello che sta succedendo anche e soprattutto nelle parti alte della classifica che Catania continua a guardare a debita distanza. Francesco Triolo con il suo 3-2-1. La giornata dei pareggi lascia mezzi sorrisi, gli incroci tra big del campionato lasciano immutata la testa della classifica con la Juve Stabia che trova un punto alla fine prezioso in quel di Crotone, perché le Vespe in vantaggio dopo 10 minuti con Candelone hanno sofferto, specie negli ultimi 20 minuti del primo tempo e nella parte iniziale della ripresa, concedendo troppo palleggio alla squadra di Zeoli. Non averla chiusa è stato il limite della capolista al cospetto comunque di un Crotone che ha avuto dei meriti nel non concedergli la possibilità di andare in profondità, una delle armi su cui i campani hanno costruito il loro primato. Per la Juve Stabia adesso 3 punti di vantaggio sul Picerno e affronteranno all'ultima prima del giro di boa. Prima c'è la Virtus Francavilla, 2 partite che possono riservare trappole pericolose per la squadra di Guido Pagliuca. Anche perché il Picerno resiste lì a 3 punti dalla vetta, si dirà ha perso un'occasione la squadra di Longo, può essere, ma lo 0-0 in casa contro la Casertana è pur sempre arrivato contro una delle avversarie più in forma dell'ultimo periodo, in striscia utile da 9 partite consecutive. Ed è stata una gara dove entrambe le formazioni hanno messo da parte lo spettacolo, badando più alla concretezza, con intensità di gioco e ritmi alti. Quelle che vengono fuori alla fine dalla gara del Curcio sono 2 squadre che hanno confermato la loro buona organizzazione di gioco e la capacità di poter stare sino alla fine nelle prime posizioni della classifica. Giuliano e Sorrento, le ultime 2 del girone d'andata per la Casertana, Brindisi e appunto Juve Stabia per il Picerno. L'unica delle prime a vincere è stato l'Avellino e che vittoria! I lupi hanno centrato il rilancio contro l'Avellino al Vigorito capitalizzando l'occasione creata dalla coppia offensiva Gori-Patierno con quest'ultimo che ha sbloccato la gara al minuto 41. Una bella risposta per l'Avellino che però per rimettere davvero il primato nel mirino ha la necessità di sbloccarsi in casa dove ha ottenuto 2 punti in 3 partite pareggiando con la Virtus Francavilla e la Turris e perdendo col Giuliano. Nella prossima col Taranto tanto può passare per il nuovo entusiasmo generato proprio dalla vittoria ottenuta a Benevento. A proposito della squadra di Andreoletti gli è mancata la lucidità sotto porta. Latina e Catania le prossime 2 saranno banchi di prova importanti. Allora, questa è un'analisi fatta La panchina di Andreoletti pare a rischio del panchina di Andreoletti a Benevento. Insomma, Catania si avvicina a questi impegni e quindi vedremo un po' cosa succederà da quelle parti. Il 23. Vediamo il calendario a questo punto. Vediamo allora il calendario, così impegni. capiamo qual è la situazione. Palla a Naomi. Palla a me, questi sono i prossimi impegni che vedranno protagonista il Catania, partendo lo sappiamo mercoledì 13 dicembre ore 20:30 si gioca la Coppa Italia Serie C quarti di finale Catania-Pescara, mentre lunedì 18 dicembre ore 20:45 c'è Catania-Sorrento, poi fuori casa sabato 23 dicembre ore 18:30 Benevento-Catania, ancora una trasferta domenica 7 gennaio ore 18:30 Crotone-Catania. Allora, questi sono gli impegni, in maniera proprio immediata c'è il Pescara, che è una squadra che arriva da 3 vittorie consecutive di un certo tipo e adesso fa paura. Andiamo a vedere proprio il ruolino di marcia. Vediamo che cosa succede. Più recente sia in campionato che in Coppa del Pescara. 8 partite giocate, 5 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte, 16 gol fatti, 7 subiti. Questo in trasferta. In trasferta. Mentre in campionato, rendimento più recente, Pescara Cesena 0-1, Virtus Entella Pescara 1-2, Pondetera Pescara 0-5, Pescara Olbia 4-0. Mentre parlando del rendimento in Coppa Italia, vince con il Fermana 6-1, col Pineto 1-0, con Latina 2-0. Punteggi zemaniani. Sono questi. Marcatori.
I marcatori sono Cuppone con 7 gol, 6 per Tunjov, 5 per Merola, 5 per Cangiano. Classica squadra di Zeman, segnano tutti. Difese un po' allegre, diciamo allegre, no? Allegre, però cambia si sa. poco. Allora, Ci prima divertiremo di mercoledì. andare in chiusura Angelo, e lasciare la Ricordiamo parola gara eliminazione diretta. Esatto. Sì, Si accede eventualmente in semifinale. con partite andate e ritorno. Partita andata e ritorno. La chiamerei, la titolerei una grande scommessa di Lucarelli. La Coppa Italia. Perché se ha puntato tutto dopo la figuraccia del derby su questa partita, evidentemente questo Catania non può uscire dal Massimino se non con una prova maiuscola e con una vittoria contro il Pescara. Ma con quali uomini? Questo a questo punto tornerebbe all'antico. Però attenzione. De Luca è squalificato per la Coppa Italia. Diciamo che Di Carmine e Marsura più no che sì. Alessandro. Bois 99% Improbabile. no. Alessandro, molto dipenderà da quelle che sono le scelte non solo di Lucarelli, ma anche se ci sono state anche interferenze aziendali, perché torno a dire, bisogna capire l'arrivo o comunque l'arrivo a Trapani del nostro attaccante. Non si è concretizzato, anzi in questo momento è più no che sì. E allora, siccome Lucarelli ha detto se entro quindi sarà convocato per la partita di mercoledì. Bisognerà capire Rapisarda se sarà di questa partita o meno, bisognerà capire cosa succede. Ma questa squadra ha bisogno di fare gol. Angelo, questa prende un gol questa squadra e poi magari perde la partita, prende un gol a partita, però non fa gol. Lucarelli ha una scommessa con se stesso e a questo punto anche con tutti quanti noi. Vinca questa partita, vada avanti, vinca bene, e a quel punto potremmo anche dire che Lucarelli non aveva sottovalutato Messina, ma aveva preparato benissimo la partita fare un incendio contro il Pescara. Ma che partita vi immaginate? Allora, a prescindere da tutto, chiedo a Carlo che partita può essere questa con il Pescara, perché è una partita da dentro fuori, quindi non si possono fare assolutamente alchimie. No. Le squadre di Zeman giocano a calcio. Le squadre di Zeman ti danno la possibilità di un attimino aspettarle e colpirle al momento giusto, perché ti lasciano giocare e lasciano tanto campo, e magari il pragmatismo di Lucarelli potrebbe essere decisivo in una partita del genere. Però incontriamo di contro il Pescara, che credo che sia nel picco della forma, e quando le squadre di Zeman sono nel picco della forma, però sappiamo che le squadre di Zeman da una facilità. partita all'altra hanno grandissime trasformazioni anche. Sì, però offensivamente sì. Hanno un potenziale bestiale. Segnano tutti là. Vorrei andare da Naomi Ma ne prendono pure. per una nuova carrellata di messaggi e poi vorrei fare un ricordo particolare prima di chiudere la trasmissione. Naomi. Scrivono così, senza mezzi termini: calciatori senza attributi, bisogna sudare la maglia, ci vuole rispetto per tifosi città, se non volevano salire in Serie B ce lo dicevano apertamente. Ad un tratto Silvestri si è confuso con Catanisi e Pinzao. Si dice un Ghiri oppure Carachiri? Silvestri, dopo una vita ancora non sai Catanisi? Ariremu, ciao, scrive Carlo. C'è una squadra da rifondare, il signor Grella deve mettere la mano al portafogli, quello di Pelligra in realtà, vabbè. Oggi tutti a criticare, mi dispiace, ma anche Patanè settimane fa, fosse per lui Lucarelli tutta la vita, col Messina non era più buono, lo dico da tanto tempo, non era una questione di allenatore, è tutta la squadra che non va. Per me continua a dire Lucarelli tutta la vita, nonostante, come ho detto tante volte, nessun allenatore, quasi tutte le categorie, ha la bacchetta magica per tutte quante le partite. Allora rassegniamo dei giudizi alla prima giornata e valgono per tutte e 38 le partite. Diamo non può a essere. Cesare quel che è di Cesare e diciamo di fatti che non facciamo sconti a nessuno. Quando vediamo una partita da 8 diamo 8, quando ne vediamo una da 4, che si chiami Tabiani, Patanè, Vagliasini o Lucarelli o Gagliano breve, anche 4 può andare bene. Vediamo un po'. Che hai detto Tabiani? Sì. Vabbè, comunque lo sai che ti vogliono bene, Angelo, infatti scrivono un saluto a Patanè a
Carlo Breve, l'amico della Scala. Loro capiscono, ma quale Scala? Ma che fate nella Scala? Comunque, Io l'ultima scrivono... esperienza sulla Scala Inquietante. mi è costato un tallone, quindi un tallone. Vinciamo 2 partite, siamo da Champions League, ne perdiamo una, siamo tutti allenatori. Dai Cristiano, domani smentisci tutto questo disfattismo e chiudiamo così. Proprio quello che Ci stavo auguriamo, pensando. ci auguriamo. Mercoledì, se la vince Lucarelli, no, zittisce un po' tutti quanti. Benissimo, d'accordo. Allora io devo salutare e ringraziare intanto i cugini dalla saletta VIP. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Cileto, salutate Cileto. Salutateci tutti. Allora, e poi prima di invece salutare tutti voi a casa, diamo notizia di un grave lutto che ha colpito il mondo del calcio catanese. 67 anni, è morto Stefano Musumeci, che è uno dei simboli del Mascalucia di Pippetto Fichera, ma con trascorsi anche con le casacche di Giarre, Vittoria, Ragusa, Augusta, Nicosia e anche da allenatore. Musumeci ha avuto anche una breve esperienza con il Cosenza in Serie B e ha giocato a Benevento in Serie C. I funerali sono svolti oggi in Cattedrale a Catania, eri presente anche tu, forse Carlo. Il più grande numero 10 catanese che c'è stato in questo periodo calcistico. E noi, diciamo, alla famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Assolutamente sì. Ci rivediamo con gli appuntamenti sportivi, torniamo ovviamente a parlare di Catania non domenica, non sabato, ma lunedì, perché ci sarà diretta stadio. E a seguire corner. E a seguire stavolta corner, almeno da martedì. No, io non l'ho capita questa regola, io non l'ho capito ancora come La funziona. regola è che dopo la giorno partita, dopo la partita. tranne che la partita che giochi di è sabato, allora no, sabato. va In bene? realtà- Ci sono in un po' realtà di eccezioni. Avremmo potuto fare corner il lunedì ad libitum, cioè finisce la partita. Cioè, quindi la partita finisce a mezzanotte. A mezzanotte, noi da alle mezzanotte alle 2:30 facciamo un'edizione speciale di corner. Va Stiamo bene, qua. stai tranquillo, stai calmo. Lui ha Grazie. 5 ore di autonomia. Esatto, ancora ce l'ha. Grazie a Carlo Il Breve. solletico. Grazie Angelo. Grazie ad Alessandro. Buonasera, Buonasera. ciao Angelo Angelo, Patanè. buonasera a tutti. Grazie Naomi. Grazie a voi. Abbiamo salutato i cugini, a voi tutti una buona sera, fra poco c'è il telegiornale.